La visita a Venezia del ministro alle infrastrutture e ai trasporti Danilo Toninelli sembra solo aver ulteriormente rafforzato le posizioni già sostenute da quando la tragedia sfiorata nel canale della Giudecca ha posto con forza il futuro della crocieristica in laguna in cima all'agenda politica. Toninelli pare essere tornato a Roma ancora più convinto della difficile attuabilità dell'approdo delle grandi navi a Marghera, sostenuto viceversa da Comune e Regione, e più propenso alla deviazione verso Chioggia. Così come si rafforza in una fetta di opinione pubblica la voglia di non concedere più nemmeno l'ingresso in laguna. La scelta finale appare sempre di più un rebus. Stiamo discutendo appunto, lavorando, non voglio dire H24, ma insomma sono stato a Roma 6 giorni su 8 in questi ultimi 8 e quindi alla fine stiamo lavorando molto. Ci sono tutta una serie di ipotesi in piedi, stiamo cercando di analizzare il più possibile tutti gli aspetti scientifici e tecnici e su questo si esprimerà poi alla fine il Ministero che fa sintesi di tutte le posizioni in campo. L'unica cosa su cui c'è convergenza è che nessuno vuole più vedere navi sul bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, per andare dove ancora non si sa. Le ipotesi rimangono aperte. Il lunedì c'è un'ulteriore riunione e siamo in qualche modo, non dico in convocazione permanente, però il lavoro o al Ministero e sia con la parte diciamo istituzionale, poi con la parte dei tecnici, coinvolgendo tutte le varie articolazioni dello Stato che su questi temi hanno delle competenze, quindi il lavoro è un lavoro importante, serio, duro, che stiamo portando avanti tutti, però appunto coordinato dal MIT. Mentre si infiammano le polemiche e le tensioni politiche, occorre anche lavorare per rafforzare ancora di più la sicurezza, visto che intanto le grandi navi a Venezia continuano a passare. Le determinazioni sulla sicurezza della navigazione aspettano alla Capitaneria di Porto. Noi collaboriamo ovviamente sia con la Capitaneria che con il Ministero per ottenere il migliore dei risultati possibili, tutelando tutti i profili come dire, pubblici e privati all'interno di questo schema.